Microfono attivo. Ma tu l'hai visto il nostro magazine? Sì, ma io lo ricevo in versione digitale puntualmente. Quindi ne ho aperto uno, ho detto l'ho già letto. Perché era già arrivato. Sì, mai. Lo mandi per email, WhatsApp, come lo mandi? Sì. No, lo facciamo come l'app. Bene, allora, buongiorno a tutti. A me è il compito di aprire questa riunione e di fare un po' gli onori di casa. L'occasione è quella del tema, insomma, che conoscete. Credo ormai abbiate anche avuto modo di snocciolarlo un po'. Oggi sarà l'occasione per approfondire alcune tematiche su un... Buongiorno, ciao, ben arrivato. Su un tema cruciale, credo, per le nostre aziende, per i nostri bilanci e per tutto quello che ne consegue. Era tempo ormai di arrivare a un rinnovo, è stato un parto anche abbastanza, una gestazione abbastanza così complicata che ha portato l'attività della Federazione Nazionale a spendersi anche in ore, no? Notturne, inoltrate. Io questa cosa poi un giorno me la spiegherai perché si È va... il rito. È il rito, vabbè, si va per sfinimento, no? Di solito è un po' una tecnica, no? Vabbè, no, non ti fa. Quelli bravi dicono che la trattativa vera non la fai con la controparte, la fai al tuo interno. E quindi devi sfinire qualcuno dei tuoi. Non hai fatto un allenamento, Sei riuscito benissimo. Bene, allora il Sei tema... materializzato adesso. Allora, consentimi intanto di ringraziare ovviamente per la presenza, non c'è bisogno di presentazioni, però insomma il rito lo vuole, il dottor Nucara, Alessandro e anche Angelo Candido, responsabile delle azioni sindacali, e affronteremo oggi nel dettaglio quelli che sono i temi più salienti. Adesso non è che possiamo stare lì a leggerci tutto il contratto, però con una punta d'orgoglio, visto che ho 15 secondi e sto già sforando, vi dico che se non altro, rispetto alla polemica che era uscita qualche settimana fa su Venezia, dove si parlava di alberghi senza contratto, quantomeno abbiamo avuto modo di fare una puntualizzazione dove più dell'80% dei lavoratori nella nostra regione aveva già un contratto, che è questo che è stato poi sottoscritto dal nazionale subito, diciamo, a seguire dalla FIPE, se non ricordo male, no? O eravamo lì? Qualche settimana dopo. Qualche settimana dopo. Quindi, senza voler togliere ancora tempo ai saluti, quindi ringraziamento per essere qui e per l'attenzione nei confronti anche del nostro sistema regionale. Io ti passerei direttamente la parola e poi mi pare di capire che entra nel merito. Angelo, sarai tu Sì, delle slide. tanto per intenderci, quello bravo è lui. Quindi A te. ruberò anch'io pochissimo tempo per alcune considerazioni produttive, fermo restando che l'illustrazione, come diceva il Presidente Scavon, l'illustrazione che cercherà di entrare ragionevolmente nei dettagli. Poi ci sarà anche spazio per i quesiti, alcuni sono già pervenuti e su quelli siamo preparati a rispondere, ma possiamo anche provare a fare, come dire, come al solito, la tecnica del jukebox, nel senso che voi domandate e noi, se abbiamo la risposta, la diamo subito, se non ce l'abbiamo comunque ci impegniamo a farvela avere. Si diceva prima, un contratto che viene al termine di una fase molto complicata di trattative. Il contratto precedente era stato siglato nel 2014, quindi più di 10 anni fa. 10 anni di vacanze contrattuali sono tanti. Le trattative a forza di rinvii erano iniziate nel 2020. Io ricordo distintamente il giorno della prima riunione, poggiammo sul tavolone intorno al quale si riunivano le trattative, delle boccette di liquido detergente. Erano le prime che vedevamo. E un po' ci stupivamo, non dico infastiditi, ma ci eravamo rimasti male perché i colleghi di Milano quel giorno avevano deciso di non venire, dicendo no, c'è la pandemia, ancora non si poteva chiamare pandemia, era fine gennaio, primi di febbraio del 2020, c'è la pandemia, non veniamo. Io avevo un ricordo vago del periodo della SARS, ricordo
che tecnicamente non era molto diversa. Ricordo, andavo alle riunioni a Bruxelles e ci si salutava come i buoni cinesi, senza toccarsi, tutti a distanza, ma noi in Italia la SARS di fatto non l'abbiamo vista. Avevamo notizia del fatto che in altre parti del mondo c'era un problema collegato a un'epidemia. Invece bastarono poche settimane poi per arrivare all'8 marzo 2020, data in cui fummo tutti chiusi in casa per rimanervi reclusi a fasi alterne per quasi 2 anni. Si riapriva, poi si richiudeva e assieme alle persone, alle famiglie, gli uffici chiudevano e riaprivano anche gli alberghi, non perché ci fossero stati ordini di chiusura, salvo rarissime eccezioni, ma perché non chiuse in casa i clienti e quindi l'albergo poco ci aveva da fare. Quando sembrava che si fosse finalmente venuti fuori da quella brutta storia, è arrivata la seconda tegola, energia, guerra e quant'altro. Quindi noi abbiamo avuto 4 anni, dal 2020 a metà del 2023, molto concentrati anche in termini di relazioni sindacali sulla tutela dei posti di lavoro e delle imprese. Noi abbiamo contato, abbiamo fatto, mi sembra, 20 accordi. Quindi occhio a dire ci sono voluti 4 anni per fare un accordo. No, noi in quei 3 anni e mezzo abbiamo fatto 20 accordi, ma se andate a vedere i contenuti, la maggior parte parlavano di cassa integrazione, di richiesta di sussidi, di benefici, di tutele, di salvaguardie. Finalmente siamo tornati a sorridere e finalmente abbiamo potuto iniziare, diciamo, a parlare di futuro, di doveroso riconoscimento del contributo dato ai lavoratori del settore, in un periodo in cui poi si andava manifestando un altro grande problema, che è quello con cui ci siamo confrontati e tuttora ci confrontiamo, era quello della difficoltà di reperire personale qualificato. Adesso è vero che a fronte di tante polemiche noi diciamo sempre, occhio, che non è solo una questione di paga, però è chiaro che pagandoli di meno non è più facile trovarli, quindi c'era anche questo pezzo di risposta che il contratto doveva dare. Il contratto alla fine è arrivato, è un contratto che in termini salariali dà una risposta impegnativa per le imprese, sia pur plafonata su 3 anni e mezzo, perché sono un aumento di 200 euro, non è poco. Qualcuno dice sì, le banche hanno fatto 430, sì, ma gli alberghi non sono tanti. Come ricordava il Presidente Schiavone, in maniera quasi parallela, qualche giorno prima anche il contratto gemello, io lo chiamo così, dei ristoranti e dei bar ha chiuso a un livello economico analogo, anche loro a 200 euro. Qualche mese prima il Confcommercio aveva chiuso per il commercio a 250, giusto? 240. Quindi dal lato un impegno, io dico doveroso, dall'altro tutto quel che si poteva fare per contenere il costo e per spalmarlo nel giro di un periodo nell'arco di un periodo che dura 3 anni e mezzo è stato fatto. Il contratto, come avrete modo di vedere, caratterizzato da un tratto comune che è stato tipico di tutta la stagione contrattuale degli ultimi 2 anni, quindi non solo nel settore del commercio, del turismo e dei servizi, ma dappertutto, una estrema concentrazione sugli aspetti salariali e poco altro. Noi, a differenza di altri, non abbiamo fatto pochissimo altro, abbiamo fatto dell'altro e vedrete che in questo dell'altro che è stato fatto c'è una notevole attenzione alle caratteristiche di una parte importante dei nostri collaboratori, che sono da un lato le donne, che nel settore pesano circa il 50%, e dall'altro i giovani, dei quali dicevamo prima si fa sempre più fatica a intercettare. Se non ricordo male, sotto i 40 anni siamo circa il 70% degli occupati. Quindi aver fatto un contratto che, oltre a dare l'aumento salariale, si è preoccupato di trovare, diciamo, delle attenzioni particolari per quelle 2 macro categorie, chiamiamole così, un termine che forse non è elegantissimo ma rende l'idea, speriamo che ci aiuti anche nel corso degli anni a venire
affrontare meglio quella che è stata, dicevo, una delle principali difficoltà delle imprese negli ultimi anni. Io per il momento mi fermo qui con un numero. È un numero certificato, non è un numero nostro, è un numero certificato INPS. Questo contratto, quello degli alberghi, è applicato all'80% degli operatori del settore, con una lieve differenza, siamo 81% mi pare sui dipendenti e 82% sulle imprese. Il secondo contratto applicato nel settore degli alberghi, non del turismo, è quello di FIPE, e banalmente si tratta di ristoranti di alberghi che applicano, essendo distaccati, essendo prese a parte, applicano il contratto di ristorazione. Poi vengono quello di Confesercenti e quello di Confindustria, stanno sul 2% a testa circa. E poi ci sono altri 16 che insieme non fanno il resto, quindi 82 più 6, 88, 90, gli altri 16 non fanno il 10%. È una scelta delle imprese, non è ricorderete tutti che viviamo in un paese libero, quindi non sarebbe obbligatorio applicare il contratto di Federalberghi, e non dappertutto noi associamo l'80% delle imprese, anche se associamo la gran parte delle imprese. Se c'è la scelta autonoma, consapevole delle imprese e dei loro consulenti di orientarsi verso questo contratto, prima Marco ci ricordava che in alcune località del Veneto anche aziende che sono normalmente soci di altri sistemi organizzativi applicano questo contratto. Significa che il lavoro fatto negli anni dalla federazione, dalle associazioni aderenti, da chi è venuto prima di noi, è un lavoro che ha dato buoni frutti. Chiudo ringraziando, non dico i nomi di tutti perché sarebbe lunga, però ringraziando i membri della commissione sindacale, molti del Veneto, direttori e imprenditori del Veneto, che hanno partecipato alle trattative dando il loro contributo di idee e di suggerimenti. Mi fermo qua. Grazie. Allora partiamo con una presentazione, no? Seguiamo le slide, tu riesci a vederle anche dal monitor qui, no? Allora, buonasera. Buonasera a tutti. Bello rivedere colleghi, amici con i quali abbiamo lavorato insieme a questo contratto. Mi sembra di insomma, alcune cose sono già state dette per quanto riguarda il contratto, i suoi contenuti, le procedure che hanno portato alla... Abbiamo dei problemi di condivisione, però posso continuare anche. Alcune cose sono già state dette, anticipate sia dal Presidente Schiavon sia dal Dottor Lucara, soprattutto per quanto riguarda eccoci qua, i contenuti e l'iter che ha portato al rinnovo contrattuale. Le ripercorriamo insieme. Il precedente contratto era scaduto nel 2018, in realtà era scaduto prima perché la scadenza della prima versione era al 31 agosto del 2016. Ma quello che maggiormente ci interessa è che l'ultima erogazione economica del contratto del 2014 era stata nell'aprile del 2016, quindi 8 anni nei quali il nostro contratto non aveva dato, il nostro contratto che, come diceva poco più di un minuto fa il dottor Lucara, è il contratto di gran lunga maggiormente applicato e rappresentativo dei rapporti di lavoro nel nostro settore, non aveva dato alcuna risposta economica né ai dipendenti, né aveva dato strumentazione agli imprenditori per gestire la richiesta economica dei loro collaboratori. Alcune volte ci è stato detto noi abbiamo bisogno anche di un titolo per erogare. E quindi questo rinnovo è stato un rinnovo che, dopo la parentesi alla quale abbiamo accennato della pandemia, era quanto mai necessario per riuscire a rientrare in sintonia con quella che era la dinamica economica del settore.
il nuovo contratto è entrato in vigore il 1° luglio di quest'anno, scadrà il 31 dicembre 2027 per una durata di 42 mesi e visto che ormai, come diceva il Presidente Schiavon, è materia ormai non dico digerita ma ormai masticata da diversi di noi, insomma non spoiler nulla dicendo che l'aumento è un aumento in 5 tranche da 200 euro. Però in questi casi bisogna non dimenticare qual era stata la richiesta che il sindacato aveva presentato. Il sindacato ci aveva presentato meno di un anno fa una richiesta da 340 euro di aumento a regime al 4° livello. Richiesta che era stata formalizzata al tavolo, ma che era stata preceduta da alcune richieste informali che dicevano che invece i loro calcoli davano 370 euro di richiesta. Bene, da 370 a 340 siamo arrivati all'aumento che voi conoscete. Secondo me questo dato è un dato importante da tenere in mente, ma non è un dato che si deve dare una chiave di lettura univoca di quello che è successo. Però mi interessa ricordare a tutti noi che questi 370 euro, 340 euro non erano un dato, come dire, di fantasia sindacale, uno slancio rivoluzionario. Era l'applicazione dei tassi di inflazione che si sono registrati effettivamente alla base di calcolo che comunemente ci siamo dati e che ritroviamo nel nostro contratto, messa nero su bianco. Cos'è che ha convinto le parti ad arrivare a quel punto? Cercheremo di capirlo seguendo anche i contenuti del contratto. Un'altra cosa estremamente importante nel presentare il contratto è la circostanza che questo contratto non prevede erogazioni di una tantum. Questo è stato come dire, impegno che gli organi direttivi di Federalberghi hanno dato alla commissione sindacale, abbastanza stringente, e che è stato portato al tavolo. Per cui adesso direi che possiamo andare avanti. Allora, abbiamo già parlato la telecamera. Abbiamo già parlato del percorso di rinnovo, lo ricordiamo insieme perché ha avuto un'accelerazione soprattutto negli ultimi, eccomi qua, mi vedo, mi vede anche lui. Negli ultimi mesi, come vi ha detto, fino alla stretta finale che ha coinvolto numerosi delle persone anche oggi presenti, anche da parte mia il doveroso ringraziamento a loro. Ma la cosa che ci tenevo anche a ricordare insieme a voi è che questo lavoro è stato un lavoro non solo della commissione sindacale, ma anche un lavoro che ha coinvolto tutto il sistema, diciamo così, gli organi di Federalberghi per numerose riunioni, in occasione di 42 riunioni dal 2020 al 2024, al 5 luglio 2024, i diversi organi di Federalberghi ai diversi livelli hanno discusso dei contenuti, delle strategie e della conduzione delle trattative del rinnovo del CCNL Turismo. Sia la Giunta che il Consiglio, che i direttori, quindi il rango tecnico, che la Commissione sindacale, che è l'organismo che è come deputato alla materiale conduzione delle trattative. Quindi un lavoro comune. All'interno di questo lavoro c'è chi ha avuto, diciamo così, il compito di tracciare la linea politica e c'è chi ha avuto il compito invece di convertire, di mettere giù questa linea politica, dettagliarla in intesa contrattuale. Alessandro Nucara diceva prima una riflessione, vi sottoponevo una riflessione, cioè in questa tornata contrattuale la controparte sindacale
nell'aprile del 2023, quindi quando il contratto, la trattativa ha preso l'abbrivio che l'ha portata alla conclusione, ci ha posto di fronte due alternative: o una trattativa più lunga che prevedeva il riconoscimento di una concreta innovazione normativa contrattuale e un aumento retributivo molto sostanzioso, oppure, circostanza che il sindacato ci diceva di preferire, un'intesa molto più leggera, più snella, con un aumento contrattuale molto più contenuto rispetto a quello che erano le pretese che venivano avanzate. E quindi loro ci hanno detto: noi vi proponiamo questa cosa qui, se voi andate a rivedere il contratto sottoscritto prima dai colleghi della Confederazione, quello del terziario, per rimanere nel nostro sistema contrattuale, o quello dei colleghi della ristorazione, o anche altri contratti che sono stati stipulati in questi anni, contratti collettivi che sono stati stipulati in questi anni, vedete che il contenuto normativo difficilmente è un contenuto come se ne vedeva qualche anno fa, cioè pieno di innovazioni, eccetera. Sono più intese conservative. Ecco, quando insieme al dottor Lucara rivedevamo le bozze, ai colleghi rivedevamo le bozze di questo contratto, dicevamo: beh, questa doveva essere un'intesa snella ed è lunga 76 pagine. Quella precedente, il 2014, che doveva essere invece un'intesa un po' più, diciamo così, con più corpo normativo, erano 50 pagine di accordo. Questo per dire che, nonostante diciamo così, l'input che il sindacato ci ha voluto dare, questa nostra intesa ha dei contenuti importanti. Sfera di applicazione, la bilateralità, la classificazione del personale. Su ogni punto prenderemo del tempo per analizzarla. Il passaggio di mansioni a mansioni superiori, il secondo livello di contrattazione che credo vorrete approfondire durante questa nostra chiacchierata, il contratto a termine, i cambi d'appalto e le internalizzazioni, la parte di adeguamento normativo per quanto riguarda la genitorialità e i congedi per le donne vittime di violenza, e poi le parti relative al salario, all'assistenza sanitaria, alle pari opportunità, eccetera. Quindi seppure un'intesa che da un punto di vista economico, fermo restando che si tratta di cifre ragguardevoli, si è situata sul livello minore, sul livello più basso rispetto al range possibile degli aumenti, ciò non di meno un'intesa che ha dei contenuti importanti. Primo punto, secondo me interessante, importante. Quello che riguarda la sfera di applicazione è stato un punto che, dato per scontato all'inizio della trattativa, alla fine sembrava il più rognoso da portare a casa. Perché? Perché da un lato, con la separazione che è stata stabilita dai contratti della ristorazione dall'alloggio, noi attualmente abbiamo due contratti diversi: pubblici esercizi e ristoranti hanno un contratto, gli alberghi e i campeggi hanno un altro contratto. Era necessario esplicitare puntualmente, per evitare che l'interprete potesse avere dei dubbi su quale era il contratto da applicare, che tutta la parte di ristorazione che insiste all'interno degli alberghi si vede applicato il contratto degli alberghi senza nessun dubbio, senza nessuna, diciamo così, eccezione. Altra cosa estremamente importante è stata quella relativa alla circostanza che rientrano nella sfera di applicazione anche i centri benessere termali che hanno un riferimento strutturale con le aziende alberghiere. Anche questa non era una cosa scontata, e anche questa è una cosa che ha portato a lunghe discussioni. Il presidente Schiavoni, un po' scherzando, ci ha tirato l'orecchio e ha detto: ma che cosa facevate in quelle nottate, quelle 3 nottate consecutive, no? Che avete fatto? Anche di questa circostanza abbiamo parlato, perché non è un segreto per nessuno, molti colleghi erano presenti, che su questa definizione, quella dei centri benessere, ci sono state forti pressioni di altri sistemi di rappresentanza
miranti a escludere, a contingentare la capacità di Federalberghi di rappresentare con il proprio contratto tutte le attività economiche che fanno capo alla struttura di alloggio, di ospitalità. Ultima e non ultima, con questa formulazione di chiusura che dice che il contratto si applica a tutti gli stabilimenti e le imprese che rientrano nella classificazione 55, la divisione 55 della TECO, noi di fatto abbiamo esteso il campo di applicazione a tutte le forme di recettività, siano esse alberghiere, siano esse extraalberghiere e anche alle locazioni brevi. Noi personalmente non credo che sia questo il momento, diciamo così, la sede per discutere le occasioni brevi, ma la circostanza che questo contratto possa rispondere in maniera positiva alla domanda su quale disciplina contrattuale si applica ai dipendenti delle locazioni brevi, secondo me è un passo importante verso l'emersione di queste attività e verso l'affermazione del nostro slogan claim stesso mercato, stesse regole. E quindi se io sto in quel mercato che è il mercato dell'alloggio, applico il contratto che applicano gli alberghi. Quindi devo sottostare alle stesse regole e dare le stesse garanzie. Uno dei punti che storicamente adesso nonostante io sia insomma visibilmente molto giovane, qualche contrattino l'ho fatto anch'io e negli anni uno dei punti che avevamo sempre cercato di trattare con il sindacato, venendo diciamo respinti indietro, non con perdite fortunatamente, era quello della classificazione. L'impianto della nostra classificazione risale al 1970-71, a quella tornata di rinnovi contrattuali. L'ultimo intervento significativo era stato nel 1990, quando era stato introdotto il sesto livello supera la classificazione. Ebbene, io posso dire che dal 1970 in poi probabilmente questo è l'intervento più significativo che noi abbiamo fatto sulla classificazione. È un intervento che ci ha occupato buona parte delle 42 sessioni di trattative che abbiamo fatto con il sindacato, 36, non 42, 42 è la riunione degli organi, 36 riunioni che abbiamo fatto con il sindacato. Siamo entrati molto nel dettaglio, anche perché nella loro delegazione c'erano delle persone che erano specialiste di inquadramento contrattuale, e abbiamo operato su diversi, diciamo così, diverse linee di azione. La prima linea di azione è stata quella di introdurre nuove figure che in precedenza non erano previste nella nostra contrattazione. Queste nuove figure afferiscono sostanzialmente a due aree. La prima è l'area della innovazione tecnologica. Cioè nella nostra classificazione adesso ci sono figure professionali che hanno a che fare con l'economia della rete, con la digitalizzazione della nostra offerta, con l'ammodernamento della nostra offerta. In parallelo, per ognuna di queste figure è stata creata una verticale di sviluppo professionale in modo tale da poter rispondere alle esigenze che sempre più ci veniva manifestato alle imprese e dagli stessi lavoratori attraverso i loro rappresentanti, cioè quelle di poter intravedere nel loro percorso professionale del settore un aumento, un avanzamento di carriera. Quindi nella stessa area professionale noi vedremo una persona che è inquadrata al sesto livello, al quarto livello, al terzo livello, al secondo livello, per poter dare una progressione che anche da un punto di vista gestionale della risorsa dà lo strumento all'impresa di poter essere attrattiva. Il secondo focus è il focus relativo al wellness, che rappresenta da sempre uno sbocco naturale rispetto ad alcune tipologie di imprese e che aveva necessità di vedere riconosciute alcune caratteristiche, perché se è vero che da un lato noi rivendichiamo rispetto ad altri sistemi di rappresentanza l'esigenza di parlare anche noi di termalismo, di benessere, eccetera,
dall'altro dobbiamo accompagnare questa rivendicazione con un concreto segno di attenzione all'interno della classificazione. Abbiamo fatto altre due azioni. La prima è quella di aver svecchiato il nomenclatore, cioè depurato la classificazione da una serie di professionalità che personalmente non è che dessero più fastidio di tanto, però noi avevamo il telescriventista, l'addetto alle schede perforate, cioè era un po' una roba, come dire, quasi folcloristica, però se voi la mettete sul piano della leggibilità, ebbene, la persona che legge un contratto e vede che abbiamo il conduttore in lingue estere oppure l'addetta al mangano, dice, beh, ma questi di che cosa, cioè, ma di che cosa stanno parlando? Ma non sono entrati, non dico nel XXI, ma anche nel XX secolo questi signori. Quindi abbiamo fatto un po' di pulizia e abbiamo dato alle figure tradizionali anche su questo c'è stato molto da discutere col sindacato, perché il sindacato ci ha detto: voi volete fare una generica operazione di sottoinquadramento e volete fare una esterovestizione delle mansioni, per cui volete dire no, quello che è il maggiordomo volete chiamarlo butler perché così sembra diverso. In realtà questa cosa era un po' necessaria, quindi noi abbiamo lasciato il nome tradizionale e a questo nome tradizionale, tra parentesi, abbiamo messo quello che è un nome corrente di quella figura, in modo tale che l'operatore, che non necessariamente deve essere un giuslavorista o un contrattualista, piuttosto che il lavoratore, rivedono in quella figura la propria mansione, se no ci voleva veramente il traduttore. Accanto a questo, come vi dicevo, c'è un percorso per i primi mesi, per i livelli più bassi, di automatismo di inserimento nella carriera, che riconosce, ad esempio, e credo Massimiliano che tu per primo possa apprezzare questa cosa qui, il ruolo che hanno gli istituti tecnici, gli istituti professionali nel creare il bacino di utenza per le nostre imprese di manodopera auspicabilmente qualificata. Cosa interessante, questa cosa qui siamo riusciti a prenderla in una audace mossa che abbiamo fatto, quella di portare ai 6 mesi il periodo, ai 3 mesi che era prima, a 6 mesi il periodo di assegnazione a mansioni superiori senza che scatti automaticamente l'attribuzione a mansioni superiori. Cosa significa? Non è che abbiamo rivoluzionato il contratto, però abbiamo dato una bella iniezione di elasticità per quelle imprese che sostanzialmente utilizzano una job rotation tale per cui può esserci temporaneamente l'assegnazione a mansioni superiori. Allora, secondo livello di contrattazione, qui abbiamo operato un po' rivisitando gli indicatori che sono stati presi, sono mutuati da quelle che è stata l'intesa sulla detassazione del 2016. Non so quanto sia stata utilizzata, a me risulta abbastanza, tant'è vero che molti colleghi hanno avanzato delle richieste su questo punto. Quello che mi interessa ricordare è che questi indicatori sono indicatori assolutamente, come dire, facoltativi. Se voi ne avete degli altri, volete fare una contrattazione integrativa aziendale e territoriale prendendo altri indicatori, lo potete fare, sono meramente esemplificativi e non esaustivi. Se non volete utilizzare il tasso di occupazione, il fatturato per eccellenza, ne avete un altro più bello, potete usarlo. Secondo livello di contrattazione, noi abbiamo fatto, come si diceva, un'operazione di contenimento dei costi, non solo da un punto di vista dell'aumento contrattuale, ma anche da un punto di vista di come dire, confermare lo stanziamento sulla contrattazione di secondo livello previsto dal precedente contratto. È una cifra francamente anche qui indicativa: se volete fare di più potete fare di più, se riuscite a fare di meno provate a fare di meno. È una cifra stabilita a livello nazionale ed è una cifra, a mio avviso, non tanto motivante per poter essere utilizzata come strumento
di politica retributiva, cioè non di meno non è vincolante neanche questa cosa. Voi sapete che quando non è possibile stipulare un contratto di secondo livello, ma è stata presentata da parte delle organizzazioni sindacali una piattaforma, a un certo punto si ha un'erogazione di un elemento di garanzia, quasi un risarcimento per il mancato ottenimento della contrattazione di secondo livello. Questo elemento di garanzia, che è stato confermato nel valore precedente, lo vedremo dopo, è che è un elemento una tantum che viene erogato non ogni mese, ma una sola volta in tutta la durata contrattuale, può essere alternativamente fissato in 140 euro e erogato sotto forma di welfare. 140 euro lordi ovviamente sarebbero, e in welfare diventano netti, perché come sapete il welfare non ha la tassazione e la contribuzione. Da questo elemento di garanzia e da questo premio di risultato, ove venisse concordato, è possibile chiamarsi fuori se ci sono degli elementi, diciamo così, economici dirompenti sia a livello aziendale sia a livello territoriale. Francamente non me lo auguro per nessuno di noi. Insomma. Questi sono i livelli del premio di risultato. Vi ricordo del premio di risultato e dell'elemento di garanzia. Si tratta di valori una tantum, quindi non sono 200, per esempio, livello A e B. Il premio di risultato non è 296 euro al mese, non è neanche 296 euro l'anno, è 296 euro lordo per tutta la durata della contrattazione. Come voi vedete, insomma, è un baseline, cioè diciamo, il livello. A mio avviso, se si vuole dare un contenuto, come dire, incentivante, però anche qui è una scelta che sta alle organizzazioni territoriali per quanto riguarda la contrattazione integrativa territoriale e alle aziende se adoperare o meno, se basarsi o meno su questi valori. Altro tema, so che è un tema tradizionalmente interessante. Noi abbiamo messo sul tavolo il tema dei contratti di durata iniziale superiore ai 12 mesi. Per contro, nelle ultime ore di trattativa, le organizzazioni sindacali hanno posto sul tavolo una loro controrichiesta che diceva che si doveva tornare indietro completamente rispetto a tutto l'impianto dei contratti a termine che prevede il nostro contratto. E non dei contratti a termine acausali, dei contratti a termine tutti, cioè pentiti. Ci sono pentiti. Addirittura ci hanno detto noi rinneghiamo le intese che abbiamo già sottoscritto. Noi abbiamo detto signori, noi comprendiamo che questa sia la vostra posizione, però ci sono delle intese che sono state sottoscritte e loro hanno detto, poi se sono rimangiate questa cosa che hanno detto, noi rinneghiamo le intese che abbiamo sottoscritto. Ciò nonostante, si è arrivati a un equilibrio finale, abbiamo sottoscritto questa ipotesi che prevede che l'attivazione dei contratti di durata superiore ai 12 mesi, iniziale superiore ai 12 mesi, possa avvenire attraverso la contrattazione integrativa per eventi che rientrano nella classificazione dei grandi eventi come le Olimpiadi, il Giubileo, eccetera. Non sono, attenzione, quei grandi eventi lì, cioè uno potrebbe dire, scusami, ma io sono a Trieste, quando mi capita a me l'Olimpiade a Trieste? No, per carità, c'è l'Olimpiade lì vicino, quindi non è escluso che qualcuno possa andare a Trieste piuttosto che a Cuneo. Quella è la categoria dei grandi eventi che possono essere richiamati dalla contrattazione integrativa. Sono eventi che hanno una portata che non è una portata meramente territoriale, che ha una portata di durata presumibilmente ultraannuale, tale da giustificare la stipula di un contratto che ha una durata iniziale superiore ai 12 mesi. Voi sapete che anticipo probabilmente una domanda che verrà successivamente, che è quella relativa a dire: ma secondo voi, se noi non abbiamo, se il nostro contratto integrativo territoriale non ha attivato questa possibilità,
siamo ancora nel caso in cui possiamo utilizzare la deroga prevista dall'articolo 19,2 lettera B, se non sbaglio, che dice che fino al 31 dicembre 2024 è possibile stipulare contratti a termine di durata iniziale superiore a 12 mesi, specificando causali nel contratto individuale? La risposta è, a nostro avviso, sì. Se non è stata ancora attivata questa, diciamo così, specifica territoriale, è ancora possibile usufruire fino al 31 dicembre 2024 della deroga prevista dalla legge. Altro tema estremamente interessante, l'appalto di servizi. La normativa sull'appalto di servizi è una normativa delicata che negli anni è venuta affinandosi. Noi contratto dopo contratto l'abbiamo sempre più mirata in un'ottica di favorire, fornire un contesto di riferimento normativo chiaro a tutte quelle imprese, ormai sono la stragrande maggioranza, almeno nelle aziende aperte tutto l'anno, che affidano all'esterno alcune parti della loro attività, per esempio tipicamente il rifacimento delle case. La nuova normativa che cosa dice contrattuale? Dice che le garanzie che venivano richieste o che venivano date alla prima esternalizzazione dell'attività ritornano anche quando c'è un cambio d'appalto. Quindi dall'appaltatore 1 si passa successivamente all'appaltatore 2. Non sono delle garanzie, come dire, sono delle garanzie procedurali. Quindi noi non possiamo pretendere o imporre all'azienda appaltatrice l'utilizzo del nostro contratto. Personalmente ritengo che sarebbe una buona scelta, lo facciamo noi, quindi è sempre buono applicare il contratto del turismo, però noi non possiamo obbligare l'appaltatore a utilizzare il nostro contratto. L'importante è che i contenuti economici e normativi che sono presenti nel nostro contratto siano, come dire, compatibilmente ripresi dal contratto che applica l'appaltatore. Quindi, per essere molto esplicito, i sindacati ci hanno detto: cerchiamo di scrivere una cosa che dice che si può utilizzare il contratto di turismo o qualunque altro contratto stipulato da CGIL Citroil. Un contratto, si chiamano leader, non so se il dottor Nucara prima ha fatto riferimento a questa terminologia. Per esempio, il contratto del turismo è un contratto leader, un contratto sottoscritto sia da parte delle rappresentanze delle imprese che da parte delle rappresentanze dei lavoratori dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. In questo caso noi diciamo un altro contratto leader potrebbe essere il contratto multiservizi. È vero, potrebbe essere quello, ma anche qui noi non abbiamo preso un impegno deciso. Quello che io eviterei da un punto di vista gestionale è di utilizzare nelle terziarizzazioni contratti che sono visibilmente contratti in un leader, perché a causa della responsabilità solidale è chiaro che il soggetto che rischia di più in questo utilizzo è l'albergatore. Se è vero che la grande maggioranza delle imprese o di un certo tipo di imprese ha ormai esternalizzato parti rilevanti del proprio processo di erogazione del servizio, è altrettanto vero che molte imprese, proprio per questa difficoltà di trovare degli interlocutori affidabili tra gli appaltatori, stanno pensando di riportare dentro tutto quanto il processo. E noi abbiamo cercato anche qui di dare una procedura. E dobbiamo intenderci sull'efficacia di questa procedura e sulla portata di questa procedura di internalizzazione. Allora noi diciamo, quando noi vogliamo riportare dentro qualcosa che abbiamo esternalizzato, dobbiamo ricorrere a una procedura
se vogliamo che internalizzando di nuovo, riportandoci dentro i nostri ex collaboratori, abbiamo una moratoria, chiediamo uno sconto al sindacato, per capirci. E quindi invece di applicare immediatamente i livelli retributivi e di inquadramento previsti dal contratto del turismo, prevediamo un'entrata a regime del contratto del turismo scaglionata nel tempo. Molte persone ci dicono: ma questa cosa qui è obbligatorio farla? Assolutamente no. Se voi vi riprendete materialmente dentro i vostri camerieri, gli applicate subito le vostre cameriere, gli applicate subito il contratto, come succede nella maggior parte dei casi, che voi avete 2 cameriere e le riprendete voi, non c'è bisogno di fare la procedura sindacale. Se stiamo parlando della reinternalizzazione di 70 dipendenti che passano da un livello di applicazione del contratto multiservizi con un certo inquadramento a un contratto del turismo che potrebbe essere più oneroso, allora ha senso mettersi al tavolo con i sindacati per negoziare un'entrata a regime del nuovo inquadramento posticipata nel tempo. 12 mesi, 6 mesi, 12 mesi, 18 mesi. Quindi anche qui una possibilità, ma sicuramente non un obbligo per le imprese. Questi sono gli aumenti che voi ormai conoscerete con lo scaglionamento nelle tranche. I 70 euro sono, diciamo, la tranche più pesante ed è iniziale, e tuttavia non possiamo fare a meno di ricordare che questi 70 euro noi al tavolo delle trattative li avevamo già spesi nel novembre del 2023, quando avevamo detto ai sindacati: guardate che noi siamo propensi a fare questa erogazione in conto futuri aumenti, e i sindacati per tutta risposta ci hanno fatto lo sciopero. Cosa un po' strana, cioè, così uno ti dà l'aumento senza neanche dire, diciamo, e tu gli fai lo sciopero. Comunque, questi 70 euro li hanno presi solo con qualche mese di ritardo. Male per loro. Questi sono i nuovi valori di paga base che non vi diranno niente, ma che tuttavia danno il piede d'uscita al quarto livello nel novembre del 2027, 1.750 euro al quarto livello per 1.750 euro lordi, che sono, diciamo così, il risultato degli aumenti. Allora, questi sono l'aumento del costo e quello che era come dire, quella che era l'inflazione. Noi siamo stati sotto l'inflazione, cioè se dovessimo parlare una lingua del mercato, diciamo così, nonostante l'aumento sia stato un aumento significativo, noi non abbiamo recuperato, loro non hanno recuperato tutta l'inflazione. Questo dato qui noi lo tenevamo un pochettino per l'audience più matura, più adulta, però bisogna dire che durante gli ultimi mesi, le ultime settimane delle ferie, c'è stata un'ampia discussione anche su Twitter di gente che diceva: guardate che hanno rinnovato il contratto ma non hanno recuperato tutta l'inflazione, quindi continua a esserci una perdita di potere d'acquisto. È un dato, ahimè, incontrovertibile. Da un lato è vero che le imprese devono contenere la dinamica dei salari, dall'altro la carta dice che si è perso potere d'acquisto da parte dei nostri dei collaboratori delle imprese, il che è una cosa che nell'immediato può dire poco, però probabilmente in una dinamica generale di attrattività del settore qualche riflessione bisognerà pur fare. C'è un adeguamento degli importi di vitto e alloggio. C'è una forte attenzione alla tematica dell'alloggio, sia da un punto di vista del trattamento fiscale dell'alloggio, sia da un punto di vista della possibilità di incentivare la creazione di alloggi per i dipendenti del nostro settore. So che in giro per l'Italia
ci sono state alcune associazioni che hanno individuato Uno. come si chiama, dei meccanismi Foresteria. win-win di foresteria, quindi hanno recuperato magari gli alberghi che erano ai margini, diciamo così, del mercato, oppure hanno fatto altri invece continuano a vivere pesantemente il tema delle disponibilità dell'alloggio. Noi abbiamo delle località dove l'alloggio è molto limitato, siamo alla costiera sorrentina, pensiamo alle isole, eccetera, quindi un problema serio, importante, per il quale abbiamo chiesto ai nostri colleghi del sindacato di spalleggiarci, loro hanno fatto molto malvolentieri, diciamo così, però abbiamo fatto un avviso comune per poter dire al governo: guardate che questo non è un problema degli albergatori, qualunque cosa questo si voglia significare, questo è un problema sociale delle località che devono trovare una forma di alloggio per i dipendenti e per i lavoratori, che diversamente è tutto un sistema economico che entra in crisi. Anche l'assistenza sanitaria aveva avuto il finanziamento, la contribuzione, l'ultimo aumento di contribuzione, se non sbaglio, nel 2009 per quanto riguarda i quadri, nel 2014 per quanto riguarda i dipendenti. In questi anni, anche da un punto di vista di assistenza sanitaria, c'è stata una sorta di inflazione sanitaria, cioè i problemi del comparto sanitario lo conosciamo, sempre più persone fanno diciamo, utilizzo di strumenti come l'assistenza sanitaria, come le assicurazioni, che significa che tutti i fondi sono sotto pressione. Bisogna dire che il fondo FAST, che è il fondo di diretta pertinenza e gestione degli alberghi e delle nostre controparti, ha performato bene sia da un punto di vista numerico sia da un punto di vista dei servizi che rende. Io, se posso essere sincero, mi sarei aspettato, ciononostante, un tasso di fedeltà alla contribuzione un po' più alto, ma probabilmente non è un problema, diciamo così, delle persone che sono qui presenti, perché questo è uno dei territori che ha una maggiore fedeltà contributiva, però diciamo, è un tema estremamente importante, perché è uno dei temi che interessano i lavoratori, per i quali noi possiamo dire: guarda, diamo un servizio in più. È vero che il nostro livello di paga non è il livello di paga, prima si faceva riferimento dei bancari, però anche noi abbiamo un fondo di assistenza sanitaria che ti può riconoscere qualcosa di importante. Da quest'anno abbiamo introdotto anche noi la possibilità, o meglio l'obbligo di indennizzare i lavoratori per i quali non è stata pagata l'assistenza sanitaria, e però questo obbligo è un obbligo monco, nel senso che se tu azienda, se tu consulente del lavoro consigli alla tua azienda di non versare al fondo di assistenza sanitaria, devi versare 14 euro al lavoratore per 14 mensilità, ma non basta. L'azienda è sempre vincolata e obbligata a dare l'assistenza sanitaria, o meglio la prestazione, a quel lavoratore che la dovesse richiedere. Io vi dico che il nostro platea di riferimento dei dipendenti è una platea abbastanza giovane, quindi tendenzialmente il ragazzo difficilmente fa ricorso all'assistenza sanitaria. Forse un ragazzo non più giovanissimo giocando a calcetto si fa male, oppure andando a sciare si fa male e vi chiede l'assistenza sanitaria. Però ci sono dei casi in cui ci sono le prestazioni veramente significative, 30-40 mila euro, e io posso assicurare che anche il collaboratore più fedele, più amichevole nei confronti della propria azienda, quando si tratta di dire io ho bisogno di 40 mila euro che con tutta evidenza non ho, in azienda dal suo datore di lavoro, e se il datore di lavoro l'ha assicurato con FAST, dice: beh, ti rivolgi al FAST e ci penseranno loro. Se non l'ha assicurato, ci sarà un pochettino da faticare.
Stiamo lavorando all'adeguamento della normativa sugli enti bilaterali, niente che debba preoccupare direttamente le imprese. La bilateralità è una cosa ormai abbastanza diffusa e conosciuta per quanto riguarda il nostro settore. Anche in questo caso ci siamo portati in parallelo con quello che dicono altri contratti del settore, e cioè le imprese che non versano all'ente bilaterale pagheranno lo 0,60%, quindi quasi il doppio rispetto alla contribuzione attuale, e anche queste imprese saranno tenute ad assicurare la prestazione. Voi potete dire, ma qual è la prestazione dell'ente bilaterale che il lavoratore potrebbe chiedere all'impresa? Beh, sostegno del reddito nei casi in cui non c'è l'integrazione salariale, e tutte quelle vaste azioni di welfare, come ad esempio, che ne so, i contributi per l'acquisto dei libri, eccetera. Noi abbiamo una vasta rete di attività di welfare in senso lato che viene fatto, e quindi anche da questo punto di vista potremmo avere dei problemi come impresa se non versiamo all'ente bilaterale. Allora, se è vero che il sindacato, perché vorrei che dipingere i nostri colleghi del sindacato come degli sprovveduti, a volte sono pigri, a volte sono ideologici, ma non sono certamente degli sprovveduti. Se è vero che i colleghi del sindacato hanno praticato a torto collo una moderazione salariale, è altrettanto vero che ci hanno posto fortemente sul tavolo il tema del riallineamento dei contenuti del nostro contratto alle normative di legge, soprattutto per quanto riguarda la disciplina dei congedi di maternità, paternità e parentali. Quindi quella che ricordava in apertura il mio direttore, il dottor Nucara, come un'opzione, diciamo così, virtuosa, il riconoscimento doveroso delle esigenze di cura che in massima parte ancora ricadono sulla componente femminile della famiglia, è altrettanto vero che è stata una virtù un po' pelosa, nel senso che di fatto noi siamo intervenuti ad allineare il contenuto del nostro contratto a quelle che sono le previsioni di legge che si sono sedimentate già col 151 del 2001 e poi con le altre modifiche. Quindi per quanto riguarda la maturazione dei ratei delle mensilità aggiuntive, sui congedi sulla maternità obbligatoria e delle ferie e dei permessi. Invece un passo in più l'abbiamo fatto, ed è stato un passo quale abbiamo fatto delle elaborazioni di costo, e non sono state delle elaborazioni di costo che ci hanno preoccupato più di tanto, ma indubbiamente è un qualcosa di nuovo per quanto riguarda i congedi per donne vittime di violenza. È un tema molto molto sentito socialmente. I nostri colleghi delle organizzazioni sindacali che hanno delle antenne sul sociale, che sono giocoforza più attente delle nostre, lo hanno giocato molto sul tavolo delle trattative. Ci hanno chiesto innanzitutto recepimento di quello che è la normativa di legge sui congedi a spese dello Stato nei primi 3 mesi, e ci hanno chiesto, come hanno chiesto ai nostri colleghi di Confcommercio e ai nostri colleghi dei pubblici esercizi, che i datori di lavoro si facessero carico di ulteriori 3 mesi di permesso. Come vi dicevo, noi abbiamo fatto anche qui dei calcoli e l'incidenza in media non è una cosa che debba preoccupare il totale del sistema. Ciò non di meno è chiaro che questo è un costo contrattuale che deve essere tenuto nel novero quando uno dice: noi abbiamo dato un aumento che è il 60%, il 55% di quello che era la richiesta sindacale. È vero, però il sindacato ha ottenuto anche questa, diciamo così, questa bandierina per quanto riguarda i congedi per donne vittime di violenza. Mi sto avvicinando alla fine. C'è stata una bella discussione sulla riqualificazione della normativa sulle pari opportunità presente storicamente nel nostro contratto in versione di parità di genere,
è stata una, come dire, un lavoro doveroso da fare. Sono state individuate delle attività che svolgeranno gli enti bilaterali sia come internazionale sia come enti bilaterali territoriali. Noi confidiamo che sia una cosa che può essere utile per aumentare il tasso di attrattività del settore. Il nostro settore che viene definito come settore di turni molto lunghi, di lavoro intenso soprattutto durante la stagione, eccetera. Ecco, poter avere il conforto, anche da un punto di vista di presentazione del nostro contratto, il rapporto di lavoro, come un contratto che garantisce una parità di genere, a mio avviso, risponde anche alle 1000 problemi che ci siamo fatti in questi anni rispetto all'attrattività del settore. Stiamo lavorando per dare a tutti noi un testo unico. Gli addettissimi ai lavori, e qua ce ne sono diversi, sanno che nel 2014 noi abbiamo fatto la stesura, quindi chi doveva andare a vedere qual era l'articolo 132 del contratto doveva fare un po' di equilibrismi. Stiamo lavorando per avere un nostro testo, che sarà un testo molto più snello del vecchio contratto blu, il mattone blu, che ha tediato molte vostre giornate di lavoro. Pensiamo di farlo in tempi brevi. Non vorremmo peccare di ottimismo, Presidente. Lì c'è scritto 30 settembre, non è vero, però. Nel senso che volevamo farlo il 30 settembre. Però noi entro il 30 settembre manderemo un'email con un testo al sindacato. E poi incrociamo le dita e ci divertiremo molto con la numerazione dei commi, eccetera, tutta roba interessantissima. Qui c'è per quelli che sono più smanettoni, una pagina con tutti i contributi, anche video, il video del Presidente, il video del sottoscritto che spiega quanto aumento contrattuale avete dato, e tante altre cosettine che possono essere utili, soprattutto quando si tratta di, come dire, rendere visibile, diciamo così, i contenuti dell'intesa. Io direi che qui vi diciamo un pochettino dove continuiamo con le nostre visite pastorali. Adesso il direttore va a Pisa e poi ci vediamo tutti a Rimini. E vi tocca la seconda edizione di questa stessa cosa, Perugia, Trento, e ce ne sono degli altri colleghi che ci hanno chiesto di andare da loro a fare questa chiacchierata. Io credo di aver finito, anzi sì, ho finito, e a questo punto viene la parte più bella, Certo. la preghiera dei fedeli. Assolutamente. Grazie. Grazie Angelo. Chiaramente nonostante il lavoro sia corposo, la sintesi è stata efficace. Vi ringrazio della sintesi. Abbiamo dovuto comunque, insomma, io ti ho supportato, vedi, abbiamo fatto distribuire anche un po' di caffeina nel frattempo in modo tale da mantenere il livello, perché no, il tema era importante, come ho detto all'inizio in prefazione. Molti di questi aspetti erano già stati affrontati. Ci sono due cose che a me stanno particolarmente care, perché credo che non si potesse, noi abbiamo riconosciuto un problema di attraibilità verso il nostro settore. Non potevamo iniziare nessun tipo di azione che potesse attrarre, diciamo, soprattutto i giovani o riattrarre i giovani verso il nostro settore, se prima non buttavamo sulle basi di un contratto che peraltro con soddisfazione vede il riconoscimento di alcune figure professionali che non eravamo neanche in grado di promettere nel processo di contratto, perché era un po' il concetto del telegrafista che facevi prima, eccetera. Quindi credo che anche il tema della relativa verticale di sviluppo, no, a cui facevi riferimento prima di alcune figure professionali, siano un aspetto che soprattutto per le giovani generazioni possa diventare un elemento di attraibilità, se poi condito ovviamente da altre azioni che riguardano anche la necessità di una formazione continua, anche non solo dei nostri ragazzi, ma anche dei nostri imprenditori. Vabbè, questo è un altro discorso che poi ci farà qui abbastanza, ci potrebbe tenere qui ancora a lungo, no? Perché
hai citato l'ITS, no? Le fondazioni, tra l'altro in Veneto, quella che ho l'onore di rappresentare ha un obiettivo molto, ma molto, molto ambizioso che speriamo anche di riuscire a centrare con un raddoppio, no, degli iscritti, e quindi questo è dettato anche dalle risorse che abbiamo incamerato e che stiamo incamerando del PNRR, quindi c'era uno sforzo, una spinta molto forte in tal senso, e speriamo che poi questo porti molti ragazzi a riavvicinarsi, anche condendo tutto questo con uno storytelling positivo che ad oggi secondo me non c'è stato del nostro settore. Cioè noi subiamo molto spesso le accuse, no? Da parte anche di una certa cultura sindacale, forse anacronistica, ma non abbiamo ancora sufficientemente la forza di far passare quelle che sono anche delle best practice sul nostro settore, che potrebbero essere un elemento di ulteriore attraibilità per i ragazzi, dove noi con ITS, ad esempio, adesso io cito questo perché è un argomento che mi è caro, cerchiamo di fare da ambasciatori proprio questi ragazzi al termine dei loro 2 anni di formazione, della realtà che hanno trovato all'interno delle strutture, delle possibilità. Oggi abbiamo uno strumento ancora in più per gratificarli, no, di questa presenza all'interno delle aziende. Credo che sia uno sforzo anche culturale che la parte imprenditoriale debba fare nel rapporto con queste nuove generazioni che abbiamo visto. Sapete, c'era un tema che mi è stato chiesto di affrontare, giusto perché siamo in una fase interlocutoria, poi do la parola a voi per qualche domanda, ma molti nostri colleghi delle piccole imprese mi chiedono, noi non sappiamo più come fare i colloqui di lavoro, cioè, mentre una volta avevamo uno schema di cose che dovevamo chiedere sulla base delle risposte che ci viene dato, ci facevamo un'idea, oggi abbiamo difficoltà a capire il profilo che abbiamo di fronte e su quali aspetti fare leva, perché forse l'aspetto curricolare non ha neanche più la valenza che aveva prima, c'è bisogno forse di altre attitudini, competenze, capacità che non sempre magari sono soggette a una formazione specifica. Quindi anche il tema, no, di come relazionarsi con il lavoratore, come affrontare il colloquio di lavoro è un tema che secondo me dovremmo, come associazioni di categoria anche sui territori, riaffrontare, perché gli imprenditori ce lo stanno chiedendo, laddove non si avvalgano ovviamente di società terze per attrarre, no, i lavoratori e per trovare i profili professionali di cui hanno bisogno. La cosa ridicola che io trovo, secondo me anacronistica e anche controproducente, sono ancora quei cartelli del cercasi personale appesi fuori. Quelli sono una fotografia di un'azienda che ancora non ha capito come avviene l'incrocio tra la domanda e l'offerta in un periodo storico come quello che stiamo vivendo, di una grande digitalizzazione, che non sanno spesso utilizzare piattaforme online e hanno difficoltà nelle interviste anche online, perché oggi molto, vista la distanza dei colloqui, più nessuno che viene su per fare il colloquio senza avere certezza, no? Quindi il colloquio viene a distanza, allora bisogna anche così. Però ecco, tutto questo non poteva esserci se prima non mettevamo a posto un quadro delle regole del gioco, un quadro normativo di un contratto che insomma un po' qualche imbarazzo, no? ce l'aveva creato in passato. Quindi io sentivo di mettere a colorario anche questa riflessione. Adesso io lascerei spazio, se ritenete, a delle domande puntuali, se avete qualcosa da chiedere nello specifico, ci sono anche dei direttori, dei tecnici, qualora non l'abbiate già fatto, cioè, Angelo e il dottor Nucara sono qui a disposizione per questo, quindi se avete bisogno di intervenire o fare qualche domanda, io ne sarei felice. Se no interroghiamo. Bravo. Come facciamo lei? No, Io avevo visto passare delle mail che il dottor Gottardo ci aveva mandato con dei quesiti. Non so se Angelo nel corso dell'esposizione li hai coperti tutti o se c'è su qualcuno di Mi quelli. sembra di aver parlato un po' mi ricordo di contrattazione di secondo livello, abbiamo parlato. Abbiamo parlato pure di contratti a termine. Hai fatto un cenno? Perdonate perché io mi ho registrato a un certo momento perché è arrivata una mail. Hai fatto un cenno al DDL lavoro? No, lasciamocelo. dopo. Se posso, Vai. Dica. solo
Da niente. La questione delle contrattazioni di secondo livello l'avevo un po' sollevata parlando con Marco. È chiara come è impostata e la spiegazione che ha data è chiarissima. Quello che ci manca un pochino, noi che siamo territori un pochino in ritardo nella contrattazione di secondo livello. La nostra di Venezia è del 93, tutelata dalla sovrintendenza, quindi non possiamo cambiare. Quindi la nostra resterà così. No, a parte gli scherzi, una delle cose, siccome è innegabile che questo rinnovo appunto morigerato nella quantità e non ha visto la partecipazione molto dei livelli territoriali dei sindacati, sta facendo muovere delle aspettative da parte delle segreterie sul fatto di dire dobbiamo rivalutare. Poi che dopo si arrivi da qualche parte, perché finalmente non ce lo chiedono mai, non lo so, però è molto probabile che ci sia, almeno per quanto riguarda Venezia, una volontà da parte del sindacato a spingerci a fare un ragionamento. Ora, noi abbiamo avuto un'incidenza quasi minima di quello che è stato fatto, perché alla fine l'aumento che c'è stato è stato ampiamente assorbito su quelli che hanno i super minimi che venivano erogati già dalle aziende, quindi in realtà i lavoratori sono molto pochi quelli che hanno visto un cambiamento nella busta paga. Il fatto di adesso dover ragionare e provare a capire quello proprio perché non ne manca la cultura dell'esperienza, era quello di capire anche con voi su cosa ha senso muoversi, cosa può avere a fronte di un'eventuale richiesta di negoziazione, cosa possiamo fare o portare come opportunità di elementi dalle banca ore, da tutta una serie di elementi che servono molto utili per le nostre aziende, che non abbiamo avuto il coraggio di chiedere di affrontare il sindacato per la paura che ci fosse un costo di questi immediati. Però se ci chiamano loro a questo punto, forse è il caso che ci ragioniamo. Questo era un po' il motivo, quindi andando un pochino più che non sulla semplice questione che riguarda solo il contratto. Se posso dire una cosa un po' tenera. Nel 1999, quando mi hanno assunto in Federalberghi, mi hanno assunto perché si aspettavano, c'era stato il contratto, avevo introdotto la contrattazione di secondo livello, ci sarà una grande ondata di contrattazione di secondo livello, non c'è stata. O meglio, ci sono i territori che l'hanno fatta, però sono stati creati dei posti di lavoro. È una reliquia stampata 32 anni fa. Sono stati creati dei posti di lavoro. No, scusate se la prendo un po' così. Allora, noi abbiamo dei territori dove c'è stata una contrattazione di secondo livello storicamente, eccetera. Indubbiamente, anche nelle passate tornate contrattuali, territori che non la facevano tantissimo tempo, per esempio la Versilia, hanno ripreso. Mi dicono i colleghi versiliani che adesso vogliono riprendere il tavolo, soprattutto i sindacati. È chiaro che i temi da affrontare sono numerosi, dal mercato del lavoro, abbiamo visto la vicenda dei contratti a termine, le percentuali, eccetera. Noi abbiamo una normativa nazionale abbastanza favorevole, per esempio, per quanto riguarda gli orari di lavoro e l'organizzazione. Come voi ricorderete, per quanto riguarda tutti i contratti a termine, noi abbiamo già adesso da contratto nazionale la banca delle ore. Quindi il calcolo dell'orario medio su tutta la durata del contratto con la possibilità di prorogarlo. Quanto poi questa cosa qui venga concretamente applicata per motivi gestionali è una cosa che riguarda le imprese o i territori. Però io non negozierei 2 volte la stessa cosa senza utilizzarla, perché il sindacato, come diceva giustamente il dottor Minotto, poi di fronte alle cose che dà, chiede una contropartita economica. Quindi io direi che sia sugli aspetti di mercato del lavoro, che su qualcosa che riguarda l'organizzazione, probabilmente i nastri orari, spazio ce n'è. Per esempio, un tema non so quanto difficoltoso nelle vostre imprese è quello del lavoro notturno. Tipicamente se c'è una persona che fa causa all'impresa è il portiere di notte. Quello, mi risulta ci siano portieri di notte che non abbiano fatto causa alla loro impresa. Adesso tornati a casa preoccupati.
perché in genere fa più delle sue 8 ore e sul lavoro notturno la legge è abbastanza rigida, dice che devono essere 8 ore. Allora lì, senza inventarsi molto, ma andando a spulciare un po' i contratti fatti negli altri territori e vedendo le cose che sono state fatte, per esempio introducendo qualcosa di simile a un orario spezzato con un mini obbligo di reperibilità, potremmo allungare questo nostro orario e coprire questo problema del lavoratore notturno. Per carità, non si tratta della rivoluzione, proprio cose epocali, si tratta di interventi, come si dice, di cacciavite sulle diverse cose. Poi, per esempio, alcuni territori hanno lavorato molto sul rapporto con i lavoratori studenti, sulla possibilità di creare delle valvole di ingresso nelle imprese, cioè questo dipende un pochettino dall'attività di ascolto che si fa nei confronti delle imprese. Temi ce n'è. Tenete presente che noi sconsigliamo, sarebbe proprio vietata non si può dire, diciamo, sarebbe non prevista, ma sconsigliamo l'idea di un aumento contrattuale in cifra fissa a fronte di una contrattazione di secondo livello, piuttosto orientarsi verso un salario di risultato in modo tale che al raggiungimento di quell'obiettivo noi abbiamo un'erogazione che non è decontribuita e detassata, oppure, meglio ancora, sarebbe l'individuazione di un premio da erogare in welfare che permette sostanzialmente di trasferire tutto il beneficio in capo al lavoratore, quindi evitando sia la contribuzione, sia in capo al lavoratore, in capo all'impresa, sia la tassazione. Ovviamente ci sono dei limiti, ci sono delle compatibilità e quindi questa io la vedo come un'opportunità. Capisco che molti di noi la vedono come una preoccupazione perché non sempre si è preparati all'interlocuzione con i sindacati. Direi che non è il tuo caso, Daniele, invece ci pare sempre no, per risolvere i problemi delle imprese. Però viene vissuta su alcuni territori come un problema anche perché non sempre le controparti sono le controparti che vogliono discutere, delle volte vogliono creare un po' di casino, scusatemi l'espressione un po' diretta. Ma soprattutto perché chiedono un aumento in cifra fissa. Cioè, allora, sì, è lì che vogliono puntare. Allora, anche noi ce lo stanno chiedendo ancora prima di chiudere il contratto. Stiamo ragionando, abbiamo cercato di ragionare per il momento con i pubblici esercizi, giusto perché poi cosa andiamo a fare? Cioè io sono orientata sul salario di risultato, ma per coprire cifre che qua dentro già vengono erogate. Mm-hmm. Per cui... Non è detta male. Non è detta male. È chiara almeno. Allora. Ecco, per cui dobbiamo trovare, e lì abbiamo bisogno dell'appoggio degli imprenditori che ci diano gli elementi su cui lavorare, perché ogni azienda ha degli elementi diversi. Allora, un conto è fare il quadro, la cornice, per dire guardate, questa è la strada da intraprendere e poi bisogna cavarsi dentro all'azienda per capire qual è l'elemento o gli elementi da inserire. Ecco, quindi abbiamo bisogno dell'aiuto degli imprenditori per portare a termine o per iniziare questo percorso. Allora, io sulla cifra, poi il mio parere vale quello che vale. Io sulla cifra fissa, salvo che non parliamo degli spiccioli, erigerei un muro invalicabile. Perché i contratti collettivi, in specie quelli integrativi, ma vale anche per quelli nazionali, sono come i tigrotti. Il tigrotto è come il gattino, no? Te lo prendi, te lo porti a casa e ci giochi, un gattino, poi cresce e ti sbrana. Allora, una cifra fissa significativa, che in periodi come questi potrebbe avere anche un suo fondamento economico, sia perché devi convincere in questa fase il lavoratore a venire, perché sempre più spesso il lavoratore sceglie l'azienda anziché viceversa.
sia perché c'è produzione di reddito di ricchezza che è giusto anche distribuire fra tutti coloro che hanno contribuito a crearla. Ma la cifra fissa ha per converso il difetto di essere immodificabile. Per cui se io do 100 euro di aumento in cifra fissa oggi, quei 100 euro non li devo più. E nessuno ci dice che la stagione 2025 sarà una stagione altrettanto bella come quella del 2024 e 2023. E abbiamo purtroppo avuto un saggio recente, quindi i nostri nonni dicevano quando c'era la guerra e noi possiamo dire quando c'era il Covid, quindi il famoso cigno nero, sempre per tornare a quelli che parlano bene, sappiamo che non è improbabile che si possano verificare circostanze, speriamo che non riaccadano, però una volta il meteo, una volta è la strada che si blocca, una volta, poi magari non sarà per tutta la regione, per tutta la provincia, ma ci potrebbe essere quella località o quell'impresa che dico, speriamo che siano sempre buoni, che per un determinato periodo ha risultati economici meno floridi. E quindi il sistema di distribuzione della retribuzione che noi dobbiamo costruire deve essere un sistema flessibile. Quando le cose vanno bene paga, perché è giusto che paghi. Quando le cose vanno meno bene, paga di meno o non paga. Quindi sulla cifra fissa sarei categorico. Sul ragionamento che faceva la dottoressa Pellizzato sul fatto che ci sono, come dire, delle erogazioni più o meno informali che sarebbe bene ricondurre sotto l'alveo della regolarità, questa è una buona occasione, sapendo che a differenza del passato i meccanismi che esistono, che consentono di sottrarre queste erogazioni al peso fiscale e o contributivo, sono meccanismi che non consentono più di essere, come dire, fantasiosi. Sono molto collegati al risultato dell'impresa, quindi possiamo avere un meccanismo territoriale, ma quanto paga e se paga deve essere effettivamente determinato in base a ciò che quell'impresa produce, se no domani arriva l'ispezione, dice questo è un finto premio di produttività, recupero il beneficio fiscale o contributivo che hai avuto e quindi quello che era il nostro obiettivo di far avere possibilmente al lavoratore lo stesso netto senza aumentare il costo a carico azienda è un obiettivo che viene clamorosamente negato, quindi a questo bisogna fare attenzione. La dico male, perdonatemi se la dico male, anche se ci sono questi aspetti che sono interessanti, l'obiettivo del contratto di secondo livello non può essere, come talvolta qualcuno pensa, solo quello di trovare un buon modo per pagare. Bisogna avere le idee abbastanza chiare su cosa si chiede in campo. Il dottor Candido vi ha fatto alcuni esempi, probabilmente grattandosi la testa ne possono venire fuori degli altri, però la base da cui partire è quella. E deve essere la contrattazione deve essere uno scambio. Il sindacato non sempre la pensa così, ci sono aree del sindacato che sono, come dire, particolarmente coriacee nel negare in radice questa impostazione, ci sono territori in cui la presenza del sindacato è più forte o aziende, territori in cui lo è meno, e quindi è chiaro che a seconda dei casi ci si troverà davanti un interlocutore più o meno forte. Però sicuramente è un terreno su cui vale la pena di esercitarsi, se no capiterà comunque che a un certo punto in questa condizione di mercato le imprese metteranno mano al portafoglio perché devono convincere, tra virgolette, i lavoratori ad arrivare o a restare senza avere la leva della contrattazione collettiva che gli consente di avere qualcosa in cambio. Bisogna trovare le cose. Se voi aprite qua, per esempio, se ricordo bene, anche se c'è scritto 93, da una parte il dottor Candido prima vi parlava di classificazione del personale, da una parte la figura del portiere alla riva. È chiaro che la figura del portiere alla riva è una figura che interessa Venezia perché esiste nelle aziende di Venezia. Ci sono state anche vertenze. Guarda, mi hai rubato le parole in bocca, non pensavo alle mance. Ci sono state vertenze di aziende, siccome qui c'è scritto per i dipendenti del settore turismo di Venezia e provincia, ci sono state aziende vertenze di lavoratori di aziende che la riva non ce l'avevano, nel senso che avevano la riva del mare,
ma non la riva sul canale, in cui il portiere aveva detto anche a me, aspetta, la maggiorazione, non mi ricordo più quant'è. Però peculiarità, per esempio, sulla classificazione magari ce ne sono e andrebbero indagate. Tradizionalmente ci sono state fasi storiche in cui si è lavorato molto sul mercato del lavoro, quindi sui contratti a termine, part-time, apprendistato, tutt'altro, e periodi in cui si è lavorato di più sull'orario di lavoro, flessibilità, Candido faceva riferimento al lavoro notturno. Ce n'è da considerare. Tornando al premio, e qui la smetto, se no diventa un sermone. Non è facile, ma se si riesce a stabilire un collegamento diretto tra il comportamento delle persone e l'erogazione, voi avete sempre davanti un sindacato che vuole definire un premio di natura collettiva. E così deve essere, perché se no non sarebbe un contratto collettivo. Però se il premio è capace di incidere sul comportamento delle persone, perché fa toccare con mano le persone che se fai così, se fai in mezzo, comportamento. L'azienda ne ha un vantaggio e tu ne hai un ritorno economico, se il premio riesce a far scattare quella molla lì, sono soldi spesi bene. Se invece si instaura il convincimento che qualunque cosa io faccia non cambia niente, quelli più coscienziosi continueranno a lavorare bene, quelli più sfaticati, perdonatemi, non ci siamo fra di noi, quindi non parlare, quelli più sfaticati continueranno, come dire, a farsene bene. Prego. Scusate se introduco, perché parlavi, Alessandro, di contratti di secondo livello. Voi non pensate che questo sia un momento storico in cui la contrattazione di secondo livello possa affrontare in maniera abbastanza definitiva il problema dei contratti a termine e della stagionalità? Perché, allora, voi conoscete, adesso non voglio preoccupare nessuno, ma sicuramente le aziende stanno vivendo un momento in cui la giurisprudenza non è a favore, siamo un ritorno agli anni '80, basta vedere quello che è stato fatto sui licenziamenti, le riduzioni dei rischi per le aziende in tema di licenziamento, eccetera. Ma anche la questione dei contratti a termine, recentemente la Cassazione è andata su questo concetto di stagionalità e ci fa tornare al DPR del 1963, che sembra l'unica norma inderogabile. E queste pronunce mettono in dubbio anche le definizioni che il contratto anche nazionale dà di azienda stagionale e soprattutto di picchi e flussi all'interno di un'azienda aperta annualmente. È uno, poi dicevi tu, uno degli argomenti che è demandato alla contrattazione, le ulteriori ipotesi, no? Allora, a mio avviso, questa deriva giurisprudenziale, soprattutto sui picchi e flussi, necessita di una precisazione normativa, cioè bisogna che il legislatore dica chiaramente che i contratti a termine si fanno in aziende veramente stagionali, come dice la Cassazione, ma anche in aziende a apertura annuale, che hanno dei picchi. Quindi ci vuole a monte un provvedimento normativo. Però a valle la contrattazione di secondo livello potrebbe avere un momento storico assolutamente irripetibile di andare, io ho visto, c'è alcune province come Bolzano hanno fatto un contratto molto interessante, perché la contrattazione di secondo livello, io seguo, voi sapete benissimo, Albano, Montegrotto, Padova, eccetera, ci sono delle stagionalità che sono, penso, ho detto di notte avrà Venezia, no? Ognuno ha la sua. Si potrebbero sì trovare lo spazio per ipotesi, per esempio, discostandoci dal DPR, dal decreto ministero, che visto Bolzano ha previsto, intanto ha individuato i comuni a destinazione stagionale, ma ha previsto le aziende stagionali che hanno una chiusura molto più limitata del DPR, ma poi è andata a disciplinare i picchi e i flussi all'interno dell'anno, quali sono le aziende, quanto devono essere aperte, quanti contratti possono fare di questo tipo. E io ritengo che la contrattazione territoriale su questo possa andare a incidere molto in questo, ammesso sempre che ci sia anche una precisazione normativa a monte,
perché se poi tu non ce l'hai, il giudice dice: ah, ma la contrattazione territoriale, questa non è la stagionalità, per noi la stagionalità è un'altra cosa, però può fare molto la contrattazione, a mio avviso, in questo momento sulla determinazione della stagionalità. Voi ritenete che sia fattibile? Beh, tanta carne al fuoco, grazie Stefano, grazie Avvocato Ferrante. Un paio di precisazioni per chi, insomma, in sala vedo che sono tutti, diciamo, esperti, mediamente esperti, magari siccome sono in tanti che ci seguono da lontano, può darsi che non tutti dispongono di strumenti tecnico-giuridici o comunque delle conoscenze sulla materia, quindi diciamo, un veloce richiamo a cosa è successo. C'è in particolare una sentenza di Cassazione che, va detto, non riguardava né il nostro contratto né un'azienda del nostro settore, ma onestamente dobbiamo dire che ci somiglia molto al nostro settore e anche il contratto qualche elemento di parallelismo ce l'ha. La Cassazione dice: occhio, se sei stagionale, ma all'interno dell'azienda sempre aperta, l'altalenarsi dei flussi di attività non è detto che implichino un'attività stagionale e quindi il diritto, la facoltà di attivare contratti in natura stagionale, contratti a termine di quel tipo lì, senza limiti percentuali, con tutta una serie di questioni. Il che lascia scoperte moltissime nostre aziende, perché di aziende annuali che hanno fluttuazioni stagionali io direi che sono tutte. Poi alcune decidono di, diciamo, affrontare questa tematica facendo un utilizzo intensivo dei contratti a termine, altre utilizzano altri strumenti. Per esempio c'è qualcuno che a fronte di questa novità sta considerando di rivalutare il part-time verticale, che noi abbiamo sempre aborrito, Peraltro più recentemente anche il sindacato tende a schifarlo perché è saltata l'indennità di disoccupazione per chi c'è part-time verticale. Quindi in questo scenario qui cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un primo passaggio che ha ricordato Angelo, non è vero che non seguivo, dicendo c'è stata una norma nel decreto mille proroghe voluta da Federalberghi che ha spostato di un anno, quindi fino al 31 dicembre 2024, abbiamo 3 mesi davanti, i margini di intervento per la contrattazione integrativa, con la contrattazione individuale. Quindi ad oggi, anche se il giudice di Berlino dicesse tu non la puoi applicare quella norma anche il contratto del turismo come quell'altro contratto, non serve a niente, però il contratto individuale potrebbe per qualche mese tamponare. In parallelo è in discussione in Parlamento il disegno di legge del lavoro che giusto la scorsa settimana ha visto l'approvazione di un importante emendamento in commissione. Siamo alla prima lettura, non è un decreto legge, è un disegno di legge. Quindi questo significa che i tempi di definizione non sono per nulla garantiti. Potrebbe anche non arrivare mai a tale. Al momento in prima lettura, alla Camera dei Deputati, in commissione. Siamo alla fase non iniziale, perché è più di un anno che ne parliamo. Il dottor Candido è andato in audizione alla Camera a gennaio, a febbraio di quest'anno, facendo questa proposta il 30 gennaio e a metà settembre la Commissione ha approvato un emendamento che oggi dice in maniera chiarissima è stagionale anche all'interno delle aziende annuali tutto ciò che stabiliscono i contratti collettivi e fin qui erano d'accordo quasi tutti. Il pezzo in più che ci ha messo il dottor Candido è dire esplicitamente anche quelli fatti prima. Perché voi capite che in un clima come quello che vi ha raccontato, in cui il sindacato nega in radice la possibilità anche solo di discutere il contratto a termine, la possibilità di arrivare a una norma molto avanzata. Io non voglio dire che siamo stati bravi, voglio dire che avevamo delle controparti consapevoli della complessità del settore che hanno costruito insieme a noi negli anni delle soluzioni capaci di rispondere alle caratteristiche del settore. E smontare quel giocattolo lì sarebbe, a mio avviso, un grave errore. Io anche qui, facendo un po' di previsioni del tempo facili, vengo a dirvi che da qui a Natale, da qui al 31 dicembre, quel disegno di legge non sarà diventato legge. Non fosse altro che perché fra 20 giorni, un mese al massimo, inizia la sessione di bilancio e quindi il Parlamento viene sequestrato ad altri fini.
Quindi mi aspetto che il dottor Candido sia talmente bravo anche quest'anno, ma non avrà un aumento di stipendio per questo, di avere un'altra norma nel decreto mille proroghe che ci mandi la palla avanti di un altro anno. E siccome le motivazioni sono più o meno simili a quelle dell'anno scorso, se non le stesse, e siccome più c'è la novità che è stata trovata una soluzione che però ancora non è in vigore, non è niente di scontato, non uscire qua dicendo ole abbiamo risolto, perché non è così, ma c'è una ragionevole aspettativa di avere un altro anno di spazio davanti, sperando che quest'anno sia sufficiente a portare a compimento definitivo l'approvazione del disegno di legge lavoro. Questo è un pezzo. Poi non v'è dubbio che la contrattazione integrativa, sia essa aziendale o territoriale, consente di tagliare i vestiti su misura. Quindi una volta che ci sarà la copertura, o se qualcuno volesse rischiare anche senza attendere la copertura, si potrebbe immaginare di fare qualcosa di tailor made. Io aspetterei, perché ancora una volta c'è il rischio di pagare a vuoto, nel senso che se una roba me l'ha già data la legge, che io vado oggi a ottenere sicuramente di meno, se volete fare accordi anche con la CGIL. Se pensate a accordi separati, magari c'è spazio per fare di più. Ma se volete fare accordi anche con la CGIL, di meno. L'accordo di Bolzano di qualche settimana fa è un accordo in cui la CGIL non ha firmato, perché non ha consentito che si nominassero i contratti a termine. Se state in un'azienda in cui non c'è il sindacato, è come, dico sottovoce, l'interlocutore capita a volte, ce lo dobbiamo cercare. A me non piace immaginare gli accordi separati, ma se non ci sono, non stiamo scavalcando qualcuno, ci andiamo a cercare chi ha voglia di parlare con noi. Ma se siamo in un'azienda in cui c'è una presenza sindacale importante, con la presenza di sigle, io ho nominato la CGIL perché a livello nazionale è stata la più restia a trattare l'argomento, ma magari poi sul territorio, come dire, le sorprese non sono mai abbastanza, si scopre che in un posto è la CISL, in un altro è la UIL che non ne vuole parlare. Quindi, salvo che non ci siano urgenze particolari, mi sentirei di dire che la strada tracciata da Stefano è interessante, è importante, potrebbe essere un'ottima contropartita per un contratto integrativo nel caso in cui noi volessimo mettere dei soldi in cambio. Se ci sono le condizioni per aspettare un attimo per vedere come evolve la legislazione è meglio, perché si avrà più correttamente la possibilità di, diciamo, tarare meglio il cacciavite, di utilizzare il fine tuning nella misura migliore. Con quello che ha detto non bisognerebbe mai parlare dopo il direttore, facciamo un'eccezione. Sì, non sono un buon lamento, vorrei essere licenziato. Però rispetto alle cose che diceva l'avvocato Ferrante, se posso esprimere una mia opinione, sottoporvi una mia opinione, ecco, la strada per esempio che segue il contratto del terziario, che è quello dell'individuazione, quella io non la percorrerei perché a me non piace, nel senso che noi siamo il turismo, tutte le attività sono, un albergo è turistico per definizione, quindi che devo dire, che l'albergo di Jesolo è turistico invece quello di Cortellazzo non è turistico? Cioè, che senso? Sempre di Jesolo lo so. L'ho fatto apposta, Presidente, per farti vedere che becca di cava zuccherino, questo non lo fai tu, cava zuccherino. Quindi a me non piace, lo dico perché invece molti colleghi che hanno di fronte più contratti e quindi possono vedere quello che c'è scritto nel contratto del turismo, quello che c'è scritto nei pubblici esercizi che è perfettamente uguale, lo stesso articolo, il 93, da noi il 83, da loro 93. Quello che c'è scritto nel commercio, vedono in questa escamotage del commercio un buon equilibrio, perché dice: ma allora io individuo quali sono le località che sono turistiche, allora in quelle località posso fare. Secondo me non va bene per le nostre imprese, però insomma, poi ognuno si regola. È pur vero che, per esempio, tu facevi riferimento a quello che succede in provincia di Bolzano, loro hanno una normativa molto favorevole, a mio avviso, una stagionalità molto lunga che va
pure oltre i 70 giorni di chiusura, però bisogna dire che del contratto di Bolzano bisognerebbe vedere tutto, diciamo così, ed è un contratto che ha importanti riconoscimenti economici per i lavoratori. E peraltro loro che l'hanno richiuso, rifirmato qualche settimana fa, hanno avuto dei problemi con la CGIL che voleva tornare indietro rispetto a quella previsione che avevano loro firmato e hanno fatto firmare gli altri, no? Detto noi non firmiamo più perché vorremmo levare quella roba e non è stato possibile, non si sono messi d'accordo, ma insomma la cosa è un po' più lunga, diciamo così, e più complessa di quello che di come l'abbiamo riportata noi, però insomma io credo che ci sarà soprattutto un interlocutore a livello territoriale molto sensibile su questi temi. Probabilmente per faccende, per questioni proprio di opportunità politica, e forse vedono vicini i referendum sul Jobs Act, questi obiettivi per cui non vogliono sbracare, insomma, così. Però qui siamo veramente nella fantapolitica. Bene. Mi pare di capire non ci sono altri interventi, quindi direi di ringraziare il dottor Nucara e il dottor Candido per la disponibilità, per essere venuti alla sede regionale di Federalberghi a esporre di persona, che è sempre meglio di una call alle quali ci eravamo abituati, ma che facciamo volentieri a meno. E quindi ringrazio anche voi che avete avuto la pazienza di stare qui a approfondire un argomento importante per il lavoro che svolgete, e anche a coloro che sono a casa, che si sono collegati per seguire questo appuntamento. Se ci saranno altri sviluppi, avremo modo di affrontarli. Mi pare ne avevi accennato uno prima del DDL lavoro. La cosa a cui parlava prima Alessandro, stiamo ovviamente seguendo. Tempistiche là penso che siano, insomma, Se va bene primavera. primavera 2025. Vabbè. Bene, grazie a tutti. Allora direi che concludiamo questa sessione. Grazie e buon rientro a tutti quanti. Buon lavoro. Grazie. Ah, c'è un simposio? C'è un simposio per chi desidera rifocillarsi prima di affrontare l'arduo viaggio di ritorno a casa.